A tutti gli amici stimados del canale 172 e a TV, questa gira e tutto, veniamo a Tempio Pausania, con a Topio in Portumanno, in domo de sa cantadora caduresa, sa plusmanna cantadora caduresa, Maria Teresa Perrichetto. Saluti. Saluto Ottavio. Come siamo? Beariedo? Finalmente si in domo tua, finalmente. Tranquilla, in noi, in domo, e ho sprandio bene, io, potevo andare, e in questo Topio e Tavadeus, abbiamo raccontato ai amici che si seguono in domo, questa carriera manna che lui ha stento, questa soddisfazione manna, questa scantata che ha fatto in tutta la Sardegna, incisioni discografiche, ma quando è che ha cominciato? Ho cominciato nel 77. In su 77 che vi succede? Ho partecipato a un concorso di Maria Teresa Cao a Nocieri. Ah, Maria Teresa Cao, Teresa, Sì. Per il pubblico ero la prima, per la giuria ero la seconda, perché la Coppa Maria Teresa Cao volevano che fossi imparata in Nocieri. E non in Tempio. E non in Tempio. E non in Tempio. E in Sanno forse via da Ici, e poi non più di Aici mi pare. A Valli non credo. E quindi era Antonio Marongio, poi era venuto a casa con altri cantatori, che era la festa di Sant'Isidoro, e mi aveva proposto se io andavo. Prima, quando andai a 16 anni, era Cavizza che mi ha invitato ad andare a Cantani e non ero andata. Poi, insomma, mi sono decisa e sono andata. E ho giocato la prima gara, l'ho giocata a Pattada, con Cavizza e con Giovannino Caso. Ecco, ma tu hai cominciato dunque in 77 tenia sta più di 30 anni Sì. E poi te invece si quando ti convidavo quando tenia sta 16 e sta giovanetta non ti piaceva, non fia sta pronta, come te ma non era l'idea di come si chiama, anche ancora perché ero molto timida, ero un po' timida, quindi questa cosa mi ha bloccato un poco. Poi ho deciso così, è venuto quasi da pareggio, spontaneo, questa cosa. E così che ho cominciato. Tu che sta timida, ma andai a verità, ti sei timida sempre. Ancora oggi. Ancora oggi. Ancora oggi. Tant'è vero che questa timidezza a me mi ha bloccata bene e io avrei potuto dare di più. Invece con questa timidezza mi ha bloccato un po' perché ero travadenni, quindi sai smontare alle due, di sti paltini, arriali, punti, 4-5 ore di iaglio, una cosa con l'altra, e gli diceva a Marongio, è un valso in questo palco, ce ne torremmo andare, ma ci pigliamo le diname, ma a me non me ne ha fotte nuda delle dinani, e ho detto, mi ne ho pure perché ero a stracca. Ero a stracca di tante maniere. Però manco male si andai a veritare che tu hai continuato a cantare, mancai su 77 e 8, poi ti a cantare me la prima, me la sanno prima. Però ecco, tu in moi devo punare, sa cantadora per un manna di sa caddura, ma è di adero su questa cosa, perché lui a riunirci a cantare in salimba cadduresa, con questo canto caddurese, teniti un canto de coro, un canto appassionato, un canto melodico, e come si canta ad una volta, tu non hai mai cambiato il suo traggio, no? Ma sempre però ha scambiato le poesie, tu hai sempre cercato poesie nuove. Certo. Quali è questa canzone o questa poesia che tu ti piace di più, di tutte queste che tu hai cantato? Ma diciamo che mi piacciono un poco tutti, però dopo preferenza a Benvenuta Bonaienti. È cosa bella. Ti ascoltavo spago mancai che Massimo Pinna ponga da suo sottofondo Benvenuta Bonaiente, che è un canto meraviglioso. Dunque, però ecco una cosa, tu hai fatto tanti serate, tanti concerti, se esistetti
forse in ogni luogo in Sardegna, onde si canta da su canto sardo, si canta a terra dessa caddura, ma fuori dessa Sardegna onde... Sono stata in Svizzera, sono stata in Torino, sono stata in Genova, sono stata a Parigi. Ma c'è stata una volta, mi pare, di lui ha partecipato, te lo leggo con noi, una cosa di adero rara, di importo umano, ok? E su Festival Internazionale della musica contemporanea, della Biennale della Venezia, dunque, e voi da fate ubiri bene, questo, ma è una cosa di adero di importo umano. Siamo stati invitati a questa Biennale di Venezia, è stata una cosa bella, una cosa importante. Sempre con Marongio a scantare. Con Marongio, con Luigino, ecco. C'era la ragazza di Luigino in costume, c'era Antonio Testoni, Giuseppe Masia. Ah, bene, dunque una bella squadra cantatori. Una bella squadra, insomma. È stata una bella... E questa che ha fatto 15 anni sa oggi? È un 15 anni, mi pare che sarà. La Valle uso copaldendo un poco colpi. No, tu fai da scetti in Gadurese, poi questa televisione cosa nostra. Si sta una scelta su salto, poi noi ho fatto proprio questa, ho scioperato, vai, una trasmissione, anzi un canale è tutto intero, scetti in salto. Calisi sia da lingua, sa varianti della Sardegna, ma sempre in salto. Poi sono in Italia, già ci ne funti televisioni in Sardegna. Ancora Palchi, Luca D'Urezzo è una vera lingua, è musicale, è bello. Deo, su poeta cosa siccome lui anda sempre in questo concorso di poesia, anda a cantare, anda a fare giuria, anda a fare tutte queste cose. Deo su poeta brumano come me, sempre, della Sardegna, è in pieso. Don Baigno per quanto riguarda Luca D'Urezzo, ma per quanto riguarda Luca D'Urezzo io dico Paolo Mossa. Paolo Mossa. A me Pragimeda, benvenuto Lopina, è un grande. Ah sì, non lo conosco. Ma dedotto su De Calisi sia al logo della Sardegna, su Brusmanno con me è Don Baigno Paese. Don Baigno ha cantato l'amore in un modo straordinario. Era un prete un po' femminaggio. Un prete femminaggio, di piacere di femmine. Pragia sa femmina, mela. E quindi ha cantato l'amore in un modo straordinario. Tu hai cantato, tu cantaste canto di Don Baigno, no? Sì, tanti si da scantare. Sì. Tanti da scantare. Dunque, tu hai fatto una carriera, è un anno, de Prazzas, de Dognalogo, in Sardegna, a Vora, se ho visto. Has nato tu in tanti luoghi in Italia, in Europa, a Biennali di Venezia e tutto, insomma. Ma hai fatto poi incisioni discografiche. Non hai fatto mera, ma pare che ne hai fatto tre, no? Ne ho fatto tre. Una via con hai fatto una formazione musicale, un duo, no? Con Antonio Marongio. Sì. E ta via, Gadura e Logudoro, una cosa il duo Logudoro. Il duo Logudoro è Gadura pure, poi c'è scritto questa cosa. Capita una cosa che ha consigliato Sabonani per Gianni Menta. Non ha già preso. Con Sardegna Canta e poi è musabile, non scanto cosa, sapete questa trasmissione. Intanti, sta sigla, poi lui ha fatto una sigla di Sardegna Canta, ma tu non voglio fare questa sigla, è una cosa che mi voglio fare biri, è una giovunedda, Maria Teresa. Poi mi pare che su 1983 tu hai cantato con Antonio Marongio in Sardegna Canta e noi abbiamo piccato questa registrazione, poi devo e tutto, abbiamo fatto, mera sanno saoi, uno speciale che si rieda il meglio di Sardegna Canta e dunque se in questa occasione ho sposto questa registrazione cosa tua e poi da bio un pari, ci due pure bisi, una cosa, invece c'è da adesso 83, più di 35 anni sa oggi, stiamo su un pari, impari i nostri ascoltatori.
te vede la Salvigna, dall'umana la pianura, in monti di Cadora, cresci l'alba più benigna. Dunque, torna su un pari e viu giovunedda Maria Teresa Pirighettu in Sardegna Canta dei 83 e fammi scrivere del disco però e con il disco tu hai adesso primo che viene una cascita e poi il disco è tutto nei cassetti tanto. Ecco, poi su secondo invece che lì è stato lo secondo sempre una cassetta, uno è Repentino, l'altro è Eroi. Lo titolo di questi... Sempre con Marongiu e Eroi mi pare che è adesso 2007. Dunque, del 2003 noi l'abbiamo fatta. 2003. Insomma, 2003-2007, forse che superiore. Vabbè, tanto tu su questa copertina, c'è scritto, dunque al massimo e si va a bere questa copertina adesso disco. E poi, finalmente, poi ti avviato anni e anni, poi era capitato Sandro Vresi, mi ha detto, Maria Teresa, io vorrei che tu facessi qualche cosa. E io ho detto, femola. E con Marongiu c'era stato un poco di rottura, c'è stato per tanti anni un poco di rottura. Dice, Davide Calaminici che è molto bravo, che Davide Calaminici suona alla Merella. Non so se tu hai fatto caso ascoltando l'UCD. Sì, tenne un bel arpeggio, Merella, tenia alla Merella. Famavo proprio poi gusto. E andammo a fare questa registrazione, se non che era una giornata di arru, fritta, e io ho questa voce che non l'ho più avuta, la voce che ha avuto Ladini non l'ho più avuta. Infatti questo disco è troppo bello. E però abbiamo fatto 7 pezzi. Io non ve la faceva più a suonare la chitarra, io ero ancora in forma di coso. Ed ogni volta che lui gli diceva a Davide, Davide, andiamo a comprare questo, voglio la igna, voglio l'olto, voglio di va. Lui diceva dopo un altro anno la stessa cosa. Sono passati 15 anni, l'aveva la registrazione, Sandro Vresi. Sandro, perché non lo cerchi questa registrazione? E nel luogo che mi accampo. Maria Teresa non so come conviene. E così per tanti anni. Così mi dà ricordo, mi dà ricordo che mi sta questionando. Io tenemmo mancare, mi è stato donato una borsa, non so se ti da Potorrao, ma mi è stato donato un disco con i traccias che poi fu diventato su un dischetto. Certo, non so se tu tengo ancora te o no, che sull'iTunes, me lo disse tornando, me l'ha tornato, sei un maglione. Dopo di tanti anni tolga l'idea a Sandro, le dico Sandro, possibile che questa cosa? Maria Teresa, figliola, mi chiama la di Infatto e mi dice, Maria Teresa, hai avuto la registrazione, ti vengono l'UCD, me l'hanno fatto gratis a spese loro, me l'hanno fatto. Anche ancora come grafica, come cosa, molto bello. Sì, no, Maria Teresa Pirighettu, questi canti con la chitarra. E c'è Maria Teresa, ma cantando tenia noi 15 anni, 16 anni. 15 anni, 15-16 anni. Una bella picciocca. La vita la che mi calà. Da sei bienni, sa fotografia impari. Dunque, noi ci punti 7 tracce, una grazie a Deledda, ma tu in Devago hai fatto una cosa in Nugoro, po' grazie a Deledda. Il 30 novembre... A settembre c'era Lucoro Nugorezzo e mi ha detto lo direttore, Maria Teresa, fammi sentire qualcosa. E l'ho fatto sentire. Poi gli ho detto, guarda che io ho una nuoresa dedicata a Grazia Deledda, ma noi il 30 novembre abbiamo di Vani, una serata per Grazia Deledda. L'ho cantato la nuoresa, mi ha detto, lei il 30 novembre è al Teatro Eliseo. E siamo andati, c'erano 800 persone, verani. È un bel teatro bello, è un bello teatro. È un bello teatro, sì. E gli ho cantato la poesia di Grazia Deledda, sono stata applaudita, insomma loro
ancora io sono stati un bel contenti, sono contenti. Sono sempre contenti che hanno un tennis a tu. Chi è che non è contento che hanno un tennis a voce? Vabbè, non è... chissà che non sto contenta so che io, mai contenta. Tu non sei mai contenta, ma poi io sto volevando uscita, ma mai contenta. Ponoso su che ti ascoltavo, su basta, come si basta, da così fai tu. E di avere una cosa d'incanto, ascoltare questa voce tua e ascoltare come tu canta, anche visto che ho chiesto di gusto, devo ma voglio fare bere, siccome ti devo una cosa, fate bere una cosa che devo tengo su 2007, quando tu hai partecipato in una festa manna a Trinità. E dunque se castiamo su un pari questa bella registrazione, poi torniamo a Domo Tua e torniamo a regionare in pari, Maria Teresa Perrichetto. Poi castiamo su questa bella registrazione che ho fatto in Trinità da Culto, che poi si seria Trinità da Culto e Vignola, mi pare. No, Trinità da Culto e Trinità, Vignola è un'altra cosa. Non è staissimo, Trinità da Culto e Vignola. Mi pare sono due cose diverse. Non uscivo, però bene, se forse tengo ragione Dio, ma forse non hai ragione. No, non hai ragione. Poi controllavo. Un canto di saluto scritto da Franco Fresi. Benvenuta buona gente alla festa di stasera, benvenuti e buonasera agli se ti presenti. La mia voce oggi vi invita a cantare insieme a me, cosa più bella non c'è di l'amore in chi sta ita. Parlo canto di l'amore, nova monti e nova mari, ci siamo tutti pari dalle mani alle minori. In sembianti stimata, mano a mano in allegria, da tutti sei accettata, venghi da un dì si sia. Dagli reni di Lungoni agli scogli d'Orosei, va passoni, sono tutti fratelli miei, sono fratelli la speranza, la pena e il dolore, e sono fratelli l'amore, lì che so in lontananza, dall'omari di Lianti ai monti di Punenti, e tutta la meienti so fratelli tutti canti, con la voce più sincera tutti insieme salutiamo e con gioia auguremo cara buona sera, e con parole canzoni la mia voce vi saluta, e Luigino Culisoni vi demo la benvenuta. Grazie. Dunque, tornando a domu di Maria Teresa Perrichetto, poi a regionare Pagu Pagu, conosci meglio, poi si ricordare, tutto non ha fatto in carriera e tutto non sta facendo, poi è tutto, poi a riservo, noi abbiamo questa trasmissione registrata,
fra un scantocida, ma issa in questa disi sta sempre partecipando a manifestazioni, si da sempre andavo a cantare in questo concorso di poesia e tutto canto. L'ultimo che ha fatto viene in Fiorina, mi pare. No? Ieri sera. E dunque se ti has fatto? Scantavo, fatto la giuria? Abbiamo cantato un paio di voci in re, abbiamo cantato un paio di nuaresa, un paio di muttos e poi una corsicana. Dunque, Sanuso è un nauga, lui tanti domandavo di cominciare a 6 anni, ma questa cosa non mi convinceva e dunque se no scantavo. Scantavo 6 anni dopo, dunque senso 77, tenia sta pruta di 30 anni e con Antonio Barongio. E noi in questa registrazione che ho visto di Trinità d'Agulto, e non come ti avevamo un endideo, Trinità d'Agulto e Vignola Vascette, Trinità d'Agulto, fiesta con Luigino Gosso, che è nevoride su Luigino Gosso, su cantatori Mannu. E io sono accompagna da Merallogo su Luigino. E tu hai cantato con tanti cantatori, sì. Ho cantato con quasi tutti. Cantatori e cantadoras. Sì, ho cantato quasi tutti con le uomini, però ho cantato, è stato formato un trio di donne, io, Euni Ciacarai e Paola Liccheri. A quei tempi abbiamo fatto molte serate, un bel di serate, mamma mia. Un bel di serate abbiamo fatto. Poi Nigia si era data ai testimoni di Geova e quindi non cantava più. E allora eravamo io e Marongio. Tu poi... fai te su Cattureso che mi piace di Brusso. E poi... e dunque da con Nigia Cara che tenia una voce, una grande presenza, era una voce potente, era così. dimpito Ida, mentre io era a dire che mi parlava un raio così, no, Ida era tutta bella, questa voce, secondo me era una voce che poteva fare lirica. Così a valle, ma comunque... Vabbè, comunque ha fatto una bella carriera, e se tutto ha poi fatto una bella carriera de Sigiri sa religione cosa sua e certo. anda da Ici. Ma lui ha cantato poi con Mera Somini. Sì, ho cantato con quasi tutti. Ma hanno cantatori manno su un totto. Quasi tutti ho cantato. Ma con chi è che si c'è uno cantatori che di Peragia de Brusa cantare con Isu e Tadenesti si mancava per sconfianza o di Peragia voi Taisu scioperata e scanto scrivi di Peragia de Brusa non a me il cantatore che mi è piaciuto più di tutti era Mario Scano. Però Mario Scano non cantasta tu con Isu. No, ormai era già ammalato, Ido, però uno degli meglio in assoluto. Devo andare a veritare, penso sia proprio cosa, poi dopo me e tutto, sono cantatore per un anno è stato Mario Scano, devono appunto questa fortuna di presentare, poi adesso che hanno cominciato Deo, si vede da proprio ritirato, ma mi pare che questo anno e tutto, però abbiamo scordato me da cosa di Mario Scano, e era una che quando via da in vena non ci via poi nessuno, si via proprio di adesso. No, non si sa posto nessuno. E invece tu quando cantai si c'esti una voce che ti piaceva di Brusa, cantai con isso, non tanto che via più bravo, poi proprio ti piaceva da cantare con isso. Ma dico di verità, piacendomi Mario Scano, imparava sempre. Bene, con esatto andai a venire con tutto, se no? Sì, ma non era questo grande entusiasmo come vi poteva essere per Mario Scano. Ah, certo. Oggi come oggi, quando non tengo qualcuno, Gesù Maria, imparo così perché sono sempre liata a Mario Scano. Perché poi è cambiato mera, no? Sul modo di cantare, no? Dei giovani, dei maschi, dei femmine, e tutto, che mera femmina cantano come l'uomini. Come si fa sentire uomini, se tutto. Cantano come l'uomini. È cambiato proprio sul gusto, forse dei sagenti, non uscire, poi c'è sempre questa competizione che ti tieni più voci, e mancai, non si pensa da tanti a questa melodia, a suo coro, a queste passioni,
a tutto questa florigiatura che fate i posato, che fai studi, che fate i cantatori in mano, se mancai, me la preferenti di cantare bruso con me la voce. Ancora perché la melodia o l'hai o non l'hai, non è che puoi andare a compararla. Ah, non c'è in No, Amazon. è una cosa innata la melodia, no? Dunque, e questa è questa storia, cosa tua. Quali esti se c'esti un luogo, una festa, una serata, una cantata, che tu ti ricordate prus, questa cosa mi sta turare in su coro, questa cantata che hai fatto in Gunisi non mi dà pascaresci mai, c'esti un luogo che ti piace? No, perché ho sempre cantato sempre alla stessa maniera, sempre senza modificare nulla, quindi uno vale l'altro. L'unica cosa bella che vi può essere stata è quando mi hanno dato lo premio alla carriera a Santa Giusta. Ah, Questa è la cosa più bella, ma di così. C'è però altra cosa che l'hanno donato noi a Santa Giusta, quando è che l'hanno donato il suo premio a questa carriera? Una quindicina d'anni. Una 15 anni sa voi. Poi siete a fare i piri con questo premio, tu tenis ancora o non ci sprusa un piede? No, c'ho la barca che mi hai dato e dei libri mi hanno dato. Bene, sai, questa barchetta manca di sapere, poi dunque, tanti serate, se un nao sul mondo dei scantatori, è cambiato, ma è cambiato pure forse sul gusto di questa gente tutto, e tanti pensa, tu che sei cantenni in moi, sul fine degli anni 70, il gusto di la gente fino a un certo punto, però è meglio che lo diceva chi lo cagliai virtù. Lo cagliai virtù, perché se lo vedo faccio danni di stimare. Dunque, fatemi un'altra cosa, mi piace da fare intendi i scantus bellus che hai fatto tu, hai fatto un mera, se no sono di tenevo su un'altra, delle registrazioni bella mera, che hai fatto un Marongiu, in Golfo Aranci, e mi pare, poi dopo un anno, punti passati 80 anni, su 10 anni, una cosa ci mi pare che abbiamo fatto nel 2010, sono sul 2020, e 10 anni sa voi. E mi pare che ci ha perso questa chitarra Maroncio. Mi pare questa prazza onde si descaresce in su palco e mi pare che non dà la chitarra ha allaccato una chitarra Chini e dice andiamo a pidarci un coso, un caffè a Chini, ma a culto proprio. Forriglia non canta più la chitarra, ma è molto l'uomo dello dispiacere e ancora oggi a rimani che era uno con la chitarra ha detto che sta assomiglia alla chitarra mia che mi hanno preso. Ma devo pure a me sapere mi dispiace troppo, me la tu vedi certo, andiamo a organizzare a te questa festa, dunque questa registrazione, dove mi da ricordo mera bene. Questa serata, ma ricordo dei suoi dispregeri che attenti. Sì. Vabbè, adesso andare a Ici. Però sicuramente non si diventa ancora curata questa chitarra, da tenere ancora in su palco, a suonare con lui e ascoltavo su un pari questa registrazione del Golfo Aranci. Benvenuta buona gente alla festa di stasera, benvenuta e buonasera alle chi se ti presenti, benvenuti e buonasera alle chi se ti presenti. Tu sei nato
nata per incanto, deliziosa hermosura, la medò di loco santo, la più bella di Gadora. Sei veda che tu ne cori si innamori già di te, palocime io un fiori ed è la medò che c'è. Canto campo de cufà, sempre onori al loco santo, che la terra di l'incanto di Cavena è strana. Canto campo de cufà, sempre onori al l'incanto di Cavena è strana. La patrona di Gadora, noi il loco santo, incoronata da canto, così bella creatura. La patrona di Gadora, le munò il loco santo, incoronata da canto, così bella creatura. Tu sei nata per incanto, deliziosa hermosura, la medò di loco santo, la più bella di Gadora. Tu sei nata per incanto, deliziosa hermosura, la medò di loco santo, la più bella di Gadora. Grazie. Dunque, siamo tornati su questa bella domu di Maria Teresa Pirrichedu con una bella fotografia, quadritus e tassigetta, poi si fa un e la sala chi sta, È la sala buona. E mi sapere una che cosa, dopo si vede una che registrazione di questa domu e tutto. Ma c'è stata un'altra cosa di importumano che lui ha fatto. Poi sta Marco Luzzu, settimo musicologo, che ha curato questa enciclopedia della musica sarda, poi su Unioni Sarda e tutto, e ti ha dedicato uno spazio umano, due pagine. E più, bisogna ancora... De Bruce e tutto. Sì, ci sono altre pagine. E dunque Maria Teresa Pirrichedu ha registrato su CD con Issusu e poi lui quando canta tu si questiona delle melopee immobili. Dunque questa floriggiatura, questa melisma, tutta questa cosa che riesce a fare. Ma come te capisci? È una cosa naturale, una cosa che hai studiato? No, ho studiato, ma che l'ha studiato? Tutto senza studio. Senza studio, è venuto da Parelli, alla sola, quando ti pone a cantare. Certo, oggi non riusciria più a farli certi melismi, no? Non è vero su questa storia.
Ma a Rimani riuscì a farli, sì, sì, sì. A Vali, ma contento di che faccio, a tappa, perché Beh, vabbè, comunque... c'è l'età, vabbè, sempre sono lì, quasi cinada stu. 78. Oh, ma a parte che non si nada poi, i femmine non si nada mai, pedali, dunque, fatica, finta che non è ascoltato Ma è così nulla. però, è così. Dunque, se Gavino Gabriel, canti di Sardegna, e Gavino Gabriel tu hai connotto i straballo su che ha fatto Sì, isso, sì. come in testi sa relatta cadenesi, basato tempieso su con questo studioso, musicista, amico del D'Annunzio, che ha fatto mera questo Questo canto sacro. ha fatto un bel Certo, ai tempi d'oggi non andano più questo tipo di canto che ha fatto Gabriel, però mambarani come base. Io ad esempio faccio la disispirata di Ah, Gabriel, è stato con la tua Mirà figura. di un incendio amoroso e un E il respiro. respiro. Se più ti Eh, giro, se più mi giro, tanto più mi incanti, così. M'obblighi più a più a istemati della mia vita, le più dolci istanti, sono Soli le chi più passo vedda che passo innamorato. vedda Ah, innamorati. vedda innamorato. Io devo su che Gaddureso non Eh, riuscivo manco questionare, però mi piace, mi piace di bere questa scuola. ogni tanto la voce che sta, mi piace, ancora perché è un poco diversa dall'alti, no? Non è la solita tu di lumari e Ah, cose, certo. è un tantino, un po' credo diversa, però è bella, a me mi piace, si era riuscita a incidirla. Io ho l'idea, le intenzioni di voler fare un CD tutto in Gardoreso. Ah, bella questa cosa. Reno, resa, muto, smiellà, fa Tutto Gaddureso. diesi. Io sono in grado di fare, di vallo questo E poi te non ti travaglio. fai. Lei di buscare, allora, tanto una volta ha detto a Pietro Nieddu, ha detto Pietro Nieddu così e così. Sì, sì. Ha detto a un altro, sì, sì. Tutti ti Sai, già... noi facciamo una cosa, devi con questo impegno vuoi, se tu benisi in Castello, in suo studio Cosa Nostra, con suo chitarrista che tu scioperas, Marongiù perché Marongiù ha problemi che gli gonfiano le mani e non ce poi la se fa. benisi in Castello ti da registrare un noso sul disco. E fate su questa cosa, anzi fate sul disco con su video di questa registrazione del suo disco è tutto, dunque le pisicetti decidi tu. Questo mi faccia piacere. No, casta, tu sei in televisione, dunque non è che poi mi posso negare di questa cosa. L'unico è caglio di buscare. L'ha detto ancora a Luigino, ha detto Luigi, dice ne vai bene a Friaglio. Poi ho usato due pesicini, gli scortatori nostri, penso che Maria Teresa tenga gana ancora meno di cantare, altri 30 anni, secondo me canta ancora, ma quando non ha attenti per sgana di cantare, non ha bypass, non vai su Bruce, mi natura un domo tranquilla, in crese, poi te sta parlando da me in crese, poi si domanda questa cosa, e si indianda questo mondo, cioè questo canto che fai tu, a chi ne affidavo? Chi ne adesso una che vuole cantare come ti canta sto io? C'è una giovanetta che sta cominciando o all'incuno che tu vuoi pensare che dice, mancai questa canta da vaguago come ti cantiamo te? Vi sarebbe stata mia nipoti, Ah, che ha una vocina delicata come la mia, però si vergogna. A Valli si trovace la scuola a Bazzoni, l'anno passato vi è andata un paio di volte. Face la scuola a Vanno, Bazzoni, ad Oschiri la mando, perché anda con lo pullman alle 2:30, la scuola ne esce alle 7:30, all'8 va lo pullman e torna. certo. Però T'ha peccato, questo peccato. Dunque, è di importo ancora per lo smanno questa possibilità, questa opportunità di registrare Maria Teresa Perrighetto con tutte le canzoni le galluresas e si sanno di tenere gane, giocata su chitarrista che dove li fai, non so da Fadeus, hai questo io ti ciatura. ringrazio bello, mi piace piacere di questa proposta. No, questa da Sidui, Bollisi e agata su chitarrista che poi bene in castello, che vuole bene in castello, non so da Fadeus. E contami questa cosa di questa Grecia, che tu sei sempre in Grecia. Io sono volontaria
dal vescovo. Vabbè, e te fai su questo? E so con la governante. Ah, comprendi, bella questa cosa. E come te questo vescovo? Contami. No, no, una brava persona. Bella persona, Sì, no? sì, 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 sì. Poi te ne porta iniziare, no, un cristiano, poi quando Ma- è su vescovo non riuscivo, insomma. Sì, beh, io abito lì, Sono Ah, pochini io sto. certo, certo. Però a Risira, agli ADC, mi ha detto, Monsignor, stasera vado a vivere, va bene. Stamani mi ha domandato come è andata Maria Teresa, bene, bene, bene. Bene. Sì, abbiamo un buon rapporto, voglio dire, non va nulla di... Dunque, altre cose che lui ha fatto in carriera, io vi è una partecipazione in Sardegna Canta, ma un anno ha fatto questa sigla e tutto di Sardegna Canta. Un anno ha giocato la sigla E come te questa cosa? di Sardegna Canta, ma Che era, mi pare su 1993, io non gioco casa. pallendo di colpi, Eh? quindi... C'è de mera. Ma gli ha telefonato Gianni e io sapevo che per fare la sigla per gente che ha pagato un sacco di denaro e uno era propenso a pagare denaro per fare la sigla. Mi chiama Gianni, Maria Teresa, tipo, hai detto, oh già, mica hai sbagliato un numero lì. E ecco, io so come Maria Teresa Berrigheggio, sì, sto cercando a te, devi fare la sigla. Ma va lì, io voglio la bronchite, no. E rimettiti e poi vieni e fai la sigla. E così è stato, e ho fatto la sigla. Ecco, ma questa sigla che stava un Sandus, poi e te succede? Ti ha fatto la ballare de Brusa, ha fatto un'era serata, sai com'è questa cosa? È Serbia? Ma è Silvuta, sì, perché da poi la gente a me mi chiamava perché mi hanno visto in violina. Ah, ecco, E ecco. mi chiamavano, mi dicevano, signora, la vogliamo? Quanto vuole? Tot. Ah, ma ascolti, a me mi arriva lo stipendio tutti i mesi. Ma voi che storia in italiano non ti piace? La pace mica tanto, e lì da chi? E dunque, dai. Gli dici, ascolti, signora, a me mi arriva lo stipendio tutti i mesi. Chiami a Maria, chiama Antonio, chiami a chi vuole, ma noi vogliamo a lei. Se da Insomma, poi era a Marongiu che dovevamo provare, dimmi provare. Mi diceva, lei ha la savesta per Dio, lei ha la savesta per Dio. Ma io erano tutti scusi che poi non ci andai. poi non ci andai. Un anno mi chiama Aldo, Maria Teresa ti vogliono a Torino, quanto va? 300.000 franchi, non me ne peso manco dalla catria. Ma noi facciamo le serate e pidiamo, tu pidiamo chi vuoi io Aldo, e io non vengo. Chiama che voi. Mi chiama Torra. Maria Teresa, vogliono a te. Ma ti ho detto che io non vado perché si denari, no, perché non ci voglio andare. Chiama Torra. Beh, insomma, l'ultima abbiamo deciso, siamo andati io e Giuliana Carta e Franca Pinna, noi siamo andati in nave ed è venuta in aereo perché insomma. E a me mi hanno dato di più sotto mano, Ah, ecco. di più sotto mano mi hanno dato, hai compreso? Mi hanno dato una busta a banda. Ma se voi intendi, esatto, se intendi Franca Pinna, c'è tu male. Dopo No, tanti anni, ma allora, magari è una bella scena. ma non ho detto nulla, non ho detto nulla. Franca è venuta in aereo. E dunque la costante è Bruso, questa differenza. No, perché da sai, in Cagliari era all'aeroporto e quindi invece noi ci abbiamo preso la nave, siamo andati in nave, vabbè. E dunque da questa è un'altra cosa. Dunque tu hai fatto mezzo altre cose. Gianni mi ha detto tutto, però isso che ha organizzato a mera serata, ti ha un meda, no? Sì, io me l'ha organizzate le serate, però dopo un poco ho compreso. Lo caglia
e virtù. Dunque, poi adesso una cosa, siccome ti ho chiesto una omera di questa sigla, state cantando sul 1993, di da bocao su de YouTube, insomma, devo sapere che ti cade da questa non è questa qualità di non manna, ma da Castello son pari, questa, insomma, ci viene a nevori tua, se mi pare, Sì, no? c'è Silvia Vera. Silvia, e poi bella mannitella. Sì, ma Silvia Vale è mannita. 17 anni, spunti passati. E a Vali ha 23-24 anni Silvia. Dunque, da Castello son pari, tocca che vi uso questa sigla di Santos. Bene, torniamo su Impari, ma studanti po' serrai, questa più nostro, questa puntata di artista, sarò ridotto dedicare a Maria Teresa Pirricheddu, questa cantatora manna di questa gaddura. E noi in tempo Pausania, in domo sua, e Cristiana Omera, tu mi hai scontato dei logus, dei cantatori che sattopiao, ma con Maria Carta, quanti tu sei esistenti in questa trasmissione cosa sua? Essa partia d'album, mi pare, di no? Con Maria Carta eravamo stati insieme in Svizzera, però lei ha cantato per conto suo e noi abbiamo cantato per conto nostro. Però eravamo nello stesso albergo, eravamo proprio insieme, quindi. E poi Ida ha fatto una trasmissione in videolina e mi ha invitato a
a cantare. cantare. Sì. E l'hanno data a Chistidini in questa trasmissione di Videolina, onde vera Elena Ledda e l'altro giornalista Giacomo Serrini che commentano le cose, e quindi ancora hanno commentato, dice, Teresa Perricheddu ha una bella fatto voce. una trasmissione bella di Adele su questo album, piantamera puntata, poi viene tutto organizzata bene, con una scenografia manna, con suo marito che viene architetto, ti ha aiutato, insomma Videolina che ha fatto un sangue su una produzione di importo di Adele su Meramannu, ma scammenti questa trasmissione, ma poi ci viene altra settotto che va diante in questo periodo e viene di Adele su bella ed importa, infatti punta ancora oggi documento su de Castiai con pregeri manno e con Maria Carta questa relatta de collaborazioni, ma poi in Videolina tutto tu sei andata a Rai, si è fatto meravigliosa, dunque sei sempre vegna andenoso su una trasmissione, sì. mera porta, e dunque De Grassi, e cosa voglio fare? Questo disco che fate su un pari, in modo un now, fate su un disco tutto cadureso, ma a parte sul disco, e voglio fare, il concerto su partecipazione, ma ita deve fare, a 78 anni Oh, quasi, questa cosa dei 78 anni. che cosa vuoi fare? Bisogna filmarsi e No, ma basta. commenti, no, tu devi cantare ancora mera, sa gente deve tenere pregeri di ascoltare questa voce cosa tua. No, a me di cantare mi viene sempre la canna e mi fa sempre piacere, perché questi due li colci mi sopportano in tutto il cammino andando a Sassari o a Casisialocco e io sono sempre cantando. Siesti. Sempre cantando. Sempre cantando. Ho resa molto, passo da una cosa all'altra senza problemi. Bene, quindi la cosa di cantare, non vi sono le possibilità, perché hai avuto una broncopolmonite, hai avuto un sacco di bronchiti, quindi non c'è più la potenza della voce di prima, hai compreso? Questa mi frena un poco, però. Vabbè, spero che in tanti devo rifare questo disco che non vuoi e dunque se adesso è una cosa di adero bella potrei perché non l'ha fatto nessuno. Certo, infatti mi è da pracimera questa cosa. Dunque, se tanti non si usa Cabao, a Massimo Pinna che hai su monta da questa trasmissione, ahí ci potevo serrare, mandavo su tutto scritta si ponita quando si accaba questa trasmissione e se amico nostro su in andavo che si ponita si chiede Domenico e Totto con un'altra puntata di artista, siamo a Topiai, un altro personaggio della Sardegna nostra e poi ti dirò grazie se vuoi mi hai fatto conoscere meglio su questa carriera cosa tua e io più che l'incontro filmavo impari. E io dico grazie a te, una cosa così bella, sono troppo contenta, hai detto magari forse mora radio e invece... No, sono contenta, bello Ottavio, ti ringrazio di bello, tu lo sai che io ho tanta stima di te, anche tu. Sì. Come se sei cantatora romana, dunque non c'è altra possibilità. Dunque grazie di Adele Sattui. Grazie a te. Salutiamo tutti i canti. E noi si vive su Domenica e Totto, si fa i pregi. Cante bella la Sardegna, da lumare alla pianura, i monti di Gadora, cresci l'alba più benigna. I monti di Gadora, cresci l'alba più benigna. Gloria e vanto
si muta lume spanto, la terra santa di fiamme avanza pura, chi da silva sempre eldi oggi è pinta di tristura, chi da silva sempre eldi oggi è pinta di tristura. Da Barbagia Campidano, Sini Lagnadogna Cori, un lumino traditori, ha bruciato la campagna. Un lumino traditori, ha bruciato la campagna. Sempre vede la Sardegna, chi va vede ogni creatura, crescerà l'alba benigna, i monti di Cadora, crescerà l'alba benigna, i monti di Cadora. Grazie.